Riprendiamo dallo studio 3 di DTV, riprendiamo con lavori in corso e riprendiamo il discorso Caruso della crisi. 2.0. 2.0, sì, che ti piace molto come... Sì, che è la seconda puntata sulla crisi. Puntata, sì, c'è anche la Repubblica 2.0, forse c'è anche la nostra Repubblica 3.0, non so. Ormai siamo a quella. Sì. Ormai siamo a quella. Bene, dacci subito un quadro organico. Intanto nella prima parte di questa trasmissione abbiamo concluso il caso Forlì-Cesena, che è il più eclatante nel sistema regionale, con un dato, diciamola coi numeri, i senza lavoro nella provincia di Forlì-Cesena sono 36.000, sì, su una popolazione di 400.000 abitanti, che ovviamente tengono conto dei pensionati, di tutti coloro, quei giovani che non lavorano, ovviamente non mettiamo i bambini sotto i 10 anni o i 15 anni, ma quelli anche in età di lavoro. E dentro questa cifra dei 36.000, diciamo un altro dato, ci sono 16.000 circa, 15.500 cassi integrati di tutti i livelli, cioè cassa integrazione ordinaria, meno preoccupante, quella straordinaria preoccupante, quella in deroga che viene data soprattutto nelle aziende piccole, medie, artigiane, commerciali, insomma 16.000 persone in cassa integrazione. Se non ci fosse, Leonello, questa cifra dei 16.000, l'impatto di 36.000 disoccupati che non lavorano per niente è devastante. Certo. Quindi noi siamo tornati ai dati del 1969-70, che sono quelli di un semestre negativo, ma poi ci fu la ripresa. Quindi noi in questo momento, per avere dati così negativi, dobbiamo andare nel periodo che va fra il 1948 e il 1953, esattamente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, torniamo indietro anziché andare avanti, vabbè, questa è la conclusione. Io direi, Pietro, di sentire vedere un contributo. È un'intervista che ho fatto io al presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, il dottor Alberto Zambianchi, ex fra l'altro direttore generale di Confindustria, quando si chiamava ancora certo, Confindustria, certo. Forlì-Cesena, che ci dà dei dati che non solo su Forlì-Cesena ma anche proprio regionali. Sentiamo un po' il suo e poi magari lo commentiamo. Il quadro regionale, certo. Il quadro regionale. Sentiamo un attimo questo intervento piuttosto lungo ma anche molto articolato. Andiamo pure con il contributo. Presidente, non si parla d'altro, è il tema del giorno, purtroppo la crisi genericamente. Io vorrei da lei subito un quadro generale, intanto dall'osservatorio ovviamente della Camera di Commercio. Ma guardi Flamigni, noi il primo elemento da sottolineare è quello che viene dall'anagrafe delle imprese. Lei sa bene che uno dei compiti principali cui adempiono le Camere di Commercio è quello della tenuta dell'anagrafe. Quindi noi purtroppo, vedendo l'andamento dell'anagrafe, quindi la differenza che c'è fra i nati, i nuovi iscritti e le imprese che cessano, abbiamo registrato nel corso del 2013, perché ormai il dato è complessivo dei 12 mesi del 2013, un calo del 2,1% rispetto all'andamento del 2012, che già era stato un anno di crisi esso pure, e quindi grandi preoccupazioni. Questo dato poi si incrocia con gli andamenti settoriali, perché l'annata agraria è stata inizialmente funestata da un andamento climatico che ha fatto sì che ci fossero state delle precipitazioni che hanno colpito duramente le culture cerealicole e i foraggi. Le cose poi sono continuate ad andare male con le pesche e le albicocche. Abbiamo avuto invece buone note per quanto riguarda la vendemmia e l'andamento nell'ambito degli allevamenti delle carni bianche, soprattutto del pollo da carne, che da noi qui è ha grande rilevanza. Per quanto concerne invece il settore manifatturiero, purtroppo continua il calo della produzione, che si accoppia con l'aumento del ricorso alla cassa integrazione. Pensate che addirittura la cosiddetta cassa integrazione in deroga, quella che viene usata dalle imprese commercianti, dagli artigianato di piccolissime dimensioni, fa registrare un incremento nel 2013 sul 2012 di 70 punti. Quindi veramente segnali incontrovertibili di sofferenza e di crisi.
Uniche note positive nel settore manifatturiero, l'andamento dell'export, però l'export da noi, provincia di Forlì Cesena, è un qualcosa che riguarda in maniera stabile circa 900 imprese su 40.000. Quindi chi esporta e riesce a farlo in paesi dove l'andamento del PIL è decisamente in movimento con dei tassi, famosi paesi BRIC, che sviluppano la loro economia di 8-10 punti di media all'anno, ecco, sono buoni risultati. Anche nella nostra provincia registriamo un incoraggiante più 6,2%, che si accoppia ad una crescita anche di un punto medio dei fatturati. Però torno a dire, è la fascia delle imprese leader, quelle che sono internazionalizzate, che hanno buona tecnologia e che quindi sono in grado di raggiungere mercati lontani. Tutte le altre, e quando dico tutte le altre mi riferisco soprattutto alle piccole imprese, che da noi rispetto ai 40.000 iscritti all'albo sono circa il 94%, quindi è un fenomeno ampiamente diffuso. Credito, il credit crunch continua, c'è stamattina una rilevazione di fonte Confartigianato, che è una delle associazioni più importanti del settore delle piccole imprese. Ecco qui Marco Granelli, che è il presidente regionale, ci dice che mediamente l'Emilia Romagna ha visto per le imprese artigianali un restringimento di 6,3 punti contro una media nazionale di 7,5. A Forlì Cesena le cose sono andate grosso modo in questi termini, anche se a livello di Emilia Romagna la maglia nera aspetta Parma con un calo dell'11,6% e le cose sono andate invece meglio a Ravenna, qui da noi in Romagna, con un calo del solo 3,7%. Quindi sono situazioni che esprimono grande disagio. Maluccio anche il commercio, perché le vendite dal dettaglio in un anno sono calate di 5,4 punti, e cali che anche qui sono più vistosi laddove le imprese sono di piccole dimensioni. Se andiamo a vedere la media distribuzione, il meno 5,4 diventa meno 0,3, se andiamo a vedere la grande distribuzione addirittura si attenua ad un meno 0,2%. Quindi direi che veramente in questo caso c'è la dimostrazione che una crisi di questo genere colpisce soprattutto le imprese di piccole dimensioni. L'andamento del turismo, anche qui le cose non sono andate particolarmente bene, perché il volume d'affari per le imprese del settore turistico è calato nel 2013 di 6,5 punti, anche se tutto sommato gli arrivi erano stati di sostanziale tenuta. Il fenomeno poi è sempre per cui da noi gli italiani sono molto più numerosi degli stranieri, che tendono a diminuire, e quindi questo, come pure tendono a ridursi i tempi di presenza, vale a dire le vacanze sono sempre più ridotte. Gli scenari per il 2014 dovrebbero fare intravedere qualcosa di meglio. Si parla di una crescita del PIL italiano di circa 1 punto, e qui da noi in provincia di Forlì Cesena gli esperti parlano di 1,08, quindi veramente gli auspici sono perché si possa ritornare a crescere. Noi della Camera di Commercio siamo impegnatissimi per il supporto di questa crescita, quindi siamo andati a varare delle iniziative che, guarda caso, vanno proprio a tutelare le imprese laddove è più acuta la loro situazione di disagio. Per esempio nel credito non solo abbiamo continuato a sostenere le cooperative di garanzia, ma insieme per esempio al Comune di Forlì e alla Fondazione della Cassa di Risparmi abbiamo varato un nuovo fondo che riesce a migliorare a sua volta l'impatto che i consorzi di garanzia possono avere sulla loro operatività, e quindi ci stiamo adoperando. È chiaro che anche noi non abbiamo la bacchetta magica e non abbiamo risorse limitate, però è chiaro che insieme all'associazione di categoria stiamo dando il tutto, perché la situazione è veramente difficile. Ecco, avete sentito un lungo percorso di Zambianchi, anche molto interessante. Pietro ha dato dei dati e parla di credito, parla di fondazioni, parla di consorzi di garanzia, cioè in qualche modo diciamo, le strutture locali, Camera di Commercio, fondazioni eccetera, è sufficiente. Voglio dire, noi ci muoviamo in questo paese, quello che ti chiedo, ci muoviamo in questo paese, come dire, mai
strutturati, organici fra di noi in maniera globale, ci muoviamo, ogni regione, ogni comune si muove in un certo modo, qui interviene la fondazione, di là interviene il consorzio, di là interviene l'associazione, c'è questo stacco, non c'è la capacità, ecco forse dove manca il governo. Sì, no, il governo manca, ma manca già da alcuni anni per la crisi finanziaria che ha e perché ha delegato alcune funzioni importanti anche al sistema delle regioni. Ecco, direi che c'è una crisi delle regioni. La regione, non solo in Emilia-Romagna, è talmente concentrata sui due settori privilegiati, che sono importantissimi, attenzione, sanità, servizi sociali e trasporti, per il fondo che li riguarda, la parte del fondo regionale che li riguarda, che trascura le grandi politiche industriali. Se a questo aggiungiamo che la capacità, l'abbiamo già detto in queste trasmissioni, abbiamo fatto una puntata sulle fiere, dove abbiamo fatto capire benissimo che la capacità di traino delle fiere è minima, l'internazionalizzazione c'è ma è assolutamente insufficiente, insomma i voti del Paese sono misurabili tra l'altro da alcuni dati delle classifiche mondiali. Sì. E noi abbiamo in questo momento un prodotto interno lordo al 2013 che è leggermente inferiore ai 1.570 miliardi di euro. Abbiamo un PIL pro capite che sta diminuendo, anche se è vero che c'è un 10% della popolazione che si sta arricchendo rispetto all'altro 90%, che invece va impoverendosi, che è attorno ai 36.000 dollari. Poi abbiamo una crescita media, e questo è il dato incredibile, del prodotto interno lordo che negli ultimi 5 anni è cresciuta, cioè, scusate l'eresia, è diminuita di 0,7. Sì. Quest'anno nel 2013 c'è un rallentamento obiettivamente, ma un rallentamento della diminuzione, non l'inversione complessiva di quello che sta succedendo. E poi c'è il dato dell'occupazione, che tra l'altro in Emilia-Romagna non è meno grave del livello nazionale, attenzione, e soprattutto nella provincia di Forlì Cesena, anche perché funzionano molto bene, Leonello, i servizi all'impiego, la provincia di Forlì Cesena è nelle prime classifiche, nelle prime 5 di testa per numero di iscritti al collocamento, che adesso si chiama servizi per l'impiego. Di conseguenza abbiamo numeri altissimi di disoccupazione. Qualcuno mi ha subito detto, quando ho scritto per il quotidiano locale a cui collaboro, il Corriere Romagna. Corriere Romagna, ma tu hai paragonato Forlì Cesena a Benevento. Non sono io, sono le statistiche. Però è vero che se poi andiamo a vedere che Enna è messa molto meglio di Forlì Cesena, io lo dico subito cosa c'è. C'è il lavoro nero, soldi in mano, nessuna forma di occupazione protetta dai sistemi previdenziali e si sopravvive così, come se fossimo il Chiapas. E c'è una regione povera del Messico. E per cui io credo che, anche se non siamo certamente gli ultimi, perché nelle classifiche mondiali siamo sempre al 9° o 10° posto, anche come PIL, rispetto all'Italia degli anni 80, noi abbiamo calato 4-5 posizioni importantissime e cadiamo ancora. Certo. Rapporto sull'economia regionale, ci sono alcuni dati, insomma, tanto per cominciare siamo ancora in recessione, è inutile che ce la vengono a raccontare che si è fermata. Non siamo usciti dal tunnel. Ecco, allora, PIL meno 1,4%, era 1,8% nel 2012, sì. Costruzione manifatturiero, occupati meno 1,4%, potere d'acquisto, questa è la cosa importante, meno 2,1%, certo. Vi leggo alcuni dati che ho preso su, e poi gli occupati, lei ha appena detto, meno 1,4%, disoccupati più 9%. L'unico dato che voglio mettere in positivo, perché voglio che i telespettatori se ne rendano conto, abbiamo la fortuna che l'inflazione è molto bassa, sì. Bassissima, sì. Ma immaginate se noi avessimo invece un'inflazione che erode i salari e gli stipendi e il reddito da pensione, cosa succederebbe? Per quelli che vogliono uscire dall'euro con grande facilità, ricordo che la possibilità dell'aumento dell'inflazione favorisce solo chi ha i debiti. Ma chi ha i debiti?
imprenditori dissennati, avventurieri e anche chi è stato costretto dalla crisi obiettivamente a subirli. Però attenzione, la stabilità dei prezzi e la stabilità dell'economia è una delle condizioni per sopravvivere e rilanciarsi, altrimenti gli squilibri sociali e economici diventano enormi. C'è un problema debole e soprattutto debole, abbiamo parlato prima anche con Bagnara, l'export va, però dice lui l'export va perché vanno là a cercare di far quattrini, tanto parliamo in maniera... Ma sì, no, forse no, Bagnara ha detto una cosa giusta, il tasso di internazionalizzazione è cresciuto, però attenzione, facciamo un esempio, Emilia Romagna, quante sono le imprese? Ma signori, su una struttura che è di alcune centinaia di migliaia di imprese, riguarda alcune decine di migliaia, non è certo superiore al 10-12%, anzi meno. Quindi ce la fanno queste imprese che sono sui mercati esteri ad avere poi il fallout, la ricaduta all'indietro favorevole. Bagnara ha detto una cosa giustificabilissima nel sottolinearla, ha detto sarebbe buono se si portassero dietro tutta la filiera, cioè che sono anche formate da piccole e medie imprese collegate. Ma siccome ci vanno nella logica all'italiana, 1 su 1000 ce la fa, come dice la canzone, non producono quei valori che paesi come la Germania, in parte ieri la Francia, sicuramente il Regno Unito hanno prodotto in questi ultimi 50 anni. Infatti. E allora io mi chiedo e ti chiedo, dunque l'Europa... Dunque, innanzitutto, qui, se ci fosse veramente questa federazione europea, se esistesse realmente, se non ci fosse invece l'Unipatria anziché l'Unindustria, potrebbero funzionare meglio le cose, o sbaglio? Ma guarda, dire, cioè, inseriti in questo grande... Come ormai i telespettatori hanno acquisito, pur avendo una grande amicizia sia... Fra me e Leonello Flamigni abbiamo anche idee diverse, anche su questo punto un liberale di destra e un liberale di sinistra convergono. Da solo il paese nazionale non ce la fa, sei d'accordo su questo? Sì. Quindi, una nazione senza patria, come dice sì, ma il problema è, allora, inutile che ci giriamo attorno, non abbiamo i numeri, ma non perché siamo cattivi, perché ci sono paesi continentali, ma basta vedere le statistiche. Ma vediamo le statistiche, scusate. Quando hai competitori come l'India, che pure è un paese che con la svalutazione della rupia è in crisi, mettono in campo dei volumi... Si comprano anche l'Inter. No, vabbè, quella è la Malaysia, ma comunque sì, sempre un'economia asiatica. Però voglio dire, il meccanismo è questo qui, non abbiamo... non è come quando noi sbarcavamo in Germania o in Francia che il mondo economico era di 20 nazioni. Oggi l'economia che tira c'è 50-60 nazioni su 202 e noi non siamo più in testa. Quindi bisogna che ci mettiamo nella zucca che dobbiamo trovare delle forme di integrazione. La classe politica non è pronta, il popolo non è pronto, la pancia ribolle di bruttissime impressioni. Non me ne frega niente, questi sono i dati della realtà. Vediamo chi è che riesce a contrastarli con dei dati. Per ora mi pare che, non per arroganza, non ci siano queste condizioni. Sì, però ci sono anche dei tempi, Pietro, tu mi insegni, so, c'è una dinamica che ha dei tempi. Hai ragione. Voglio dire, se in qualche modo ci impegniamo, cambia la politica, facciamo la riforma elettorale, montiamo il Senato, prendiamo, come si chiama, non l'articolo 5, aiutami, il 18. Ecco, no, il 5 della regione, cioè che dà alla regione queste deleghe adesso. Sì. Ecco, tutte queste cose qui. Ma i tempi sono che per riprenderci ci vogliono almeno, questo lo dicono gli economisti, non lo dice Flamigni, 4-5 anni. Ma noi in questi 4-5 anni cosa facciamo? Cosa gli diamo da mangiare? Abbiamo maggiori speranze di vita media, perché insieme al Giappone siamo il paese tra i più longevi. Dobbiamo trovare il modo di tenere botta, perché abbiamo a che fare con paesi anche grandi come gli Stati Uniti, proprio sempre queste statistiche stiamo leggendo. Io pensavo che la spesa sanitaria, noi fossimo il paese che spendeva di più. No. Con la riforma sanitaria gli Stati Uniti spendono il doppio di noi, spendono il 18,1% della loro spesa. Ecco perché c'è quell'opposizione forsennata alla
al presidente Obama, ma noi spendiamo il 9,1, loro il 18,2. Il doppio. E non siamo più nei primi 10 paesi, siamo scesi. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di un paese che è in recessione e che tema anche culturale. Chiudiamo perché siamo arrivati in fondo, che bisognerebbe forse, potremmo farli e te, anche noi, costruire un'associazione, gli Italnauti, per poter accompagnare i nostri concittadini. È una battuta ovviamente, certo, paradossale, però la situazione è questa, tu vai in giro e senti e vedi le interviste o segui trasmissioni devastanti dove ti fanno vedere il peggio, proprio la parte dell'Italia che non va, che non funziona. Certo, l'unica cosa buona che abbiamo fatto, Leonello, pur in generazioni diverse, giornali a volte anche concorrenti, è di non fare la scelta di entrare a fare politica. Sì. Perché di tutti quei giornalisti che fanno le sliding door, per cui entrano, escono e riescono, devo dire la verità, ognuno deve avere le sue idee politiche e culturali, ma non si può fare il giornalista professionista e il leader politico. Assolutamente no, ed è stato dimostrato. Ed è stato dimostrato con dei grandi fallimenti. Con dei grandi fallimenti. E chiudiamo qui con questo un attimo di riflessione su noi stessi. Autocritica. Chiudiamo qui anche questa puntata che speriamo sia stata interessante, dati ne abbiamo avuti. Vi volevo anche dire che sarebbe dovuto esserci con noi questa mattina il presidente di un'industria Forlì, Cesena, che però ha avuto dei problemi anche lui di salute, c'è l'influenza che sta girando in maniera e lo vado a intervistare domattina, quindi per la puntata 3.0 sulla crisi ci sarà, la facciamo anche perché ci stanno procurando qui ci sono bolognesi e imolesi che sono stati coinvolti. Ne parleremo la prossima volta. Io vi ringrazio, noi vi ringraziamo, io e Pietro vi ringraziamo per l'attenzione. Ecco, domenica, vi ricordo, domenica alle 22:30 il lavoro in corso va in onda, replicata il lunedì successivo alle 9:45, replicata ancora alle 19, mi sembra 45 di mercoledì ancora, e poi ce n'è una anche giovedì, ce n'hanno infilata di replica una anche giovedì, di cui non mi ricordo l'orario, ma insomma. E poi avete visto che c'è sotto la mail, se avete delle cose da chiedere, se avete delle curiosità, se volete in qualche modo invitarci ad affrontare un certo tema, noi siamo qui a disposizione, io e Pietro Caruso. Grazie per l'attenzione, ci vediamo la prossima volta.